A me il compito di salutare tutti gli intervenuti a questa commemorazione di Arnaldo Momigliano, che facciamo, direi, come atto doveroso per onorare un nostro concittadino illustre e soprattutto per non dimenticare nel periodo della giornata dedicata alla memoria. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra l'assessorato alla cultura e l'assessorato all'istruzione del comune di Caraglio, che hanno interpellato il professor Riccardo Di Donato, qui presente, che ringrazio di aver accettato questo invito a venire a Caraglio, e l'invito materialmente è stato formulato a seguito di un incontro intervenuto quest'estate, quando il professor Riccardo Di Donato mi ha ospitato gentilmente in casa sua a Pisa, e io ho avuto la fortuna di vedere questo enorme, impressionante archivio cartaceo degli appunti delle lezioni di Arnaldo Momigliano, che lui custodisce, ordina, studia e che quindi è un testimone, direi, di prima mano, oltre che essere stato allievo di Arnaldo Momigliano e amico negli ultimi anni di vita del professor Momigliano. Abbiamo anche informato la figlia di Momigliano, che vive a Londra, la signora Laura, la quale ci ha scritto, mi ha scritto, avendo io mandato il messaggio per posta elettronica, con queste gentili parole che vi voglio leggere. La ringrazio molto per il messaggio. Vi sono molto grata per aver organizzato, dopo le iniziative dell'altro anno, le iniziative a cui allude sono quel ciclo di lezioni che in questa sala e anche in parte nei locali dell'Università a Cuneo avevamo tenuto tra insegnanti delle scuole superiori di Cuneo, in particolare del liceo classico, dedicandole ai 20 anni della scomparsa di Momigliano. Vi sono molto grata per aver organizzato, dopo le iniziative dell'altro anno, anche questo ricordo di mio padre, proprio nella giornata della memoria. Per me sarà anche in ricordo dei suoi genitori morti in campo di sterminio. Vi penserò sabato prossimo e intanto le mando i miei più cordiali saluti e rinnovati ringraziamenti. Firmato Laura Lepsky. Ecco, io direi che a questo punto diamo la parola al professor Riccardo Di Donato, il quale, come abbiamo annunciato sugli inviti e sulle locandine, terrà una relazione dal titolo Piemonte civile, Arnaldo Momigliano, Caraglio 1908, Londra 1987. Grazie ancora a tutti gli intervenuti. Buonasera, io ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, quindi innanzitutto la civica amministrazione, ringrazio il sindaco che ci onora con la sua presenza, i due assessori alla cultura e alla pubblica istruzione, e ringrazio personalmente Arturo Rosso che ha avuto la delicatezza di coinvolgermi in questo luogo. Come immaginate, venire qui e parlare qui è per me motivo di
sentimenti complessi che francamente la breve lettera di Laura Lepsky, di Laura Momigliano, semplifica e riconduce a quella che è la dimensione giusta, la dimensione dell'affetto e di un affetto che non è minimamente modificato, diciamo, dal cambiamento della condizione rispetto alla vita. Si vuole bene alle persone che non ci sono per quello che sono state e per quello che continuano a rappresentare per noi, e Arnaldo Momigliano è legato alla stagione del mio processo formativo, della mia prima giovinezza, e il mio affetto per lui è intatto, quindi sono grato a voi che mi permettete di parlare nel luogo dove è nato. Tra le funzioni psicologiche, quella della memoria è, se non la meglio studiata, per certo quella su cui si è esercitata con maggiore continuità l'attenzione critica degli interpreti, che da qualche anno alla memoria della drammatica frattura del secolo passato e dei lutti terribili a quella connessi sia dedicata una giornata dell'anno è senza dubbio effetto di una esigenza collettiva che si è tradotta ai livelli istituzionali in una indicazione di carattere sostanzialmente normativo. È argomento su cui riflettere perché sia possibile continuare ad attribuire senso alla scelta che facciamo liberamente di ricordare in forme collettive che assumono il carattere di occasione di arricchimento della conoscenza storica. Semplice appare il compito di che cosa voglia dire la pratica della memoria che insieme noi oggi compiamo in questa città di Caraglio. Quello appena cominciato è l'anno centenario della nascita di Arnaldo Momigliano, storico del mondo antico e del pensiero moderno relativo all'antico, autore di libri di grande importanza, professore nel tempo nelle università di Roma, Torino, Bristol, Londra, Chicago e alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Momigliano era nato a Caraglio il 5 settembre del 1908 ed è morto a Londra il 1 settembre del 1986. Da quella seconda data sono passati da poco 20 anni ed è tra questi due termini temporali, i 100 anni della nascita e i 20 anni della morte, che noi possiamo collocare il nostro esercizio della memoria. Quel periodo di tempo è spezzato in due dalla tragedia della guerra e dello sterminio degli ebrei. Dalla piccola Caraglio partirono in ritardo Riccardo e Hilda, genitori di Arnaldo Momigliano, per un viaggio che li portò prima a Nizza e poi si concluse drammaticamente con la deportazione e uccisione di entrambi ad Auschwitz. Ho scelto di porre la mia riflessione sotto un titolo particolare che richiede solo una breve informazione per l'avvio della argomentazione. Nel 1963 il torinese Norberto Bobbio pubblicava a Manduria di Puglia una raccolta di scritti che intitolò Italia civile. In antitesi scrisse al titolo di un libro di Curzio Malaparte edito da Piero Gobetti nel 25. Oggetto di una seconda edizione a Firenze nel 1986, accresciuto di nuovi contributi, quel libro con il suo titolo emblematico Italia civile è assurto a indicazione di un modo non maggioritario ma tuttavia vincente di essere, o forse meglio di essere stati, italiani. Gli amici e i maestri di Norberto Bobbio, di cui il libro tracciava i profili, erano quelli che all'impegno intellettuale avevano congiunto una attenta coscienza civile e quindi nella vicenda storica del secolo breve erano quelli che, scriveva Bobbio,
di fronte al fascismo non avevano esitato a scegliere la propria parte. Parlare di Momigliano qui a Caraglio, nel luogo della sua nascita e della sua prima radice familiare, obbliga a misurarsi con una biografia a parte intera e quindi con questioni delicate di conoscenza e di giudizio su comportamenti individuali anche relativi ai nodi drammatici del secolo passato fino a quello ultimo che ho appena indicato. Cercherò di farlo anche se non mi propongo una ricostruzione dell'intero percorso, che sarebbe impropria rispetto alla circostanza, oltre che difficilmente praticabile in un tempo ragionevole. Proporrò anzi stasera un approfondimento inedito di una porzione della vita in Inghilterra dello storico caragliese in diretta corrispondenza con la frattura del secolo, su cui mi ero espresso finora senza entrare nel merito effettivo dei documenti. Mi propongo così di esporre con qualche dettaglio il contenuto della parte più significativa dei testi che Momigliano scrisse tra il 1941 e il 1945 per le trasmissioni in lingua italiana della BBC, quelle che presero il nome popolare di Radio Londra, un episodio tra i meno noti della resistenza intellettuale al fascismo durante la guerra. È una scelta particolare che corrisponde a una circostanza e coincidenza particolari, alla intersezione fra il giorno della memoria e il centenario di Momigliano, senza che questo voglia privilegiare il fotogramma, questo fotogramma, rispetto alla sequenza diacronica di tutte le immagini. Nei trascorsi 20 anni a me è accaduto di prendere progressiva coscienza della complessità della esperienza di vita di quello che mi era stato maestro negli studi universitari a Pisa a partire dal 1965 ed era poi divenuto la principale guida del lavoro intellettuale di storico della cultura, mentre il nostro personale reciproco rapporto si modificava ed arrivava ai livelli della confidenza e della intimità che sono proprie della amicizia tra uomini di diversa generazione. Si potrebbe semplificare dicendo che per anni io ho fatto domande e Momigliano mi ha dato risposte. Naturalmente non ho fatto, e per diverse ragioni, tutte le domande che avrei voluto, né ho potuto avere tutte le risposte che avrei desiderato. La mia presa di coscienza della complessità del quadro con cui Momigliano si era misurato nel corso della sua vita si è realizzata nel corso di un lungo lavoro di studio, cominciato con la elaborazione primaria del lutto, ma subito indirizzato vitalmente secondo un fondamentale precetto dello stesso Momigliano, il quale indicava nella conoscenza la sola consolazione al male di vivere. Quest'ultima espressione non è sua, ma la prima è assolutamente sua, e quindi finalizzato alla costruzione documentaria di una memoria capace di affrontare il tempo senza il marmo dei monumenti e senza le parole della poesia o peggio ancora quelle della retorica. A partire dal 1988 ho raccolto a Pisa le carte che Arnaldo Momigliano aveva lasciato nella sua abitazione londinese e ne ho avviato lo studio al doppio fine della ricostruzione dell'opera, anche di parte di quella non conosciuta e inedita, e della ricostruzione progressiva di una effettiva e completa biografia intellettuale. Una serie di ritrovamenti
l'ultimo dei quali per alcuni tratti documentari decisivo a Londra nel luglio del 1999, hanno ulteriormente allargato il quadro documentario che ora ha ricevuto una definitiva e pubblica classificazione. Nell'anno appena trascorso, nel 2007, è stato finalmente pubblicato in edizione non provvisoria il Regesto delle carte dell'archivio Arnaldo Momigliano presso quelle stesse edizioni di Storia e Letteratura che pubblicano i contributi momigliani. È stato e sarà ancora un lavoro molto lungo che ha già richiesto pause di riflessione e di approfondimento, ma che è stato soprattutto scandito dalla pubblicazione di molti testi momiglianei, a cominciare dal 9° contributo che io pubblicai con la collaborazione, con l'aiuto di Anne-Marie Meyer, amica di Momigliano, nel 1990, e poi via via una serie di altri testi, soprattutto inediti, a cominciare dalle lezioni americane di Momigliano, le Seder Classical Lectures sui fondamenti, le radici classiche della storia antica. E oltre a queste pubblicazioni di testi, un certo numero di contributi di ricostruzione critica e biografica, su alcuni dei quali si è sviluppato negli anni un serio dibattito. Il titolo che ho scelto per questa serie di miei personali contributi alla ricostruzione della storia intellettuale di Arnaldo Momigliano ha posto in prima evidenza il sostantivo plurale, materiali. I 4 miei testi si intitolano Materiali per una biografia intellettuale di Arnaldo Momigliano. Ho cercato di far chiaro, cioè fino dal titolo, come il compito della prima generazione, ancora legata e condizionata dalla dimensione degli affetti, dovesse consistere innanzitutto nella raccolta e nell'ordinamento dei documenti, i materiali appunto, che sono utili a fine biografico. Ma raccogliere e pubblicare ha richiesto di necessità anche lavoro interpretativo e ha seguito una scansione temporale che è stata condizionata da un ordine di priorità non discutibile. Innanzitutto ho ritenuto di dover privilegiare l'opera intellettuale, che è quella che motiva l'interesse biografico più ampio, e di considerare soltanto in seguito tutto quello che contribuisce all'intelligenza dell'uomo e del suo rapporto con gli uomini del suo tempo. L'opera intellettuale di Arnaldo Momigliano si è manifestata nel confronto fra l'edito e l'inedito, e tra questo secondo e la mole dei materiali di lavoro raccolti e conservati, francamente grandiosa, non solo corrispondente, ma più grande addirittura di quello che la stessa seria considerazione in vita aveva permesso di apprezzare. Pochi studiosi, io credo, possono vantare un cammino continuo e coerente come quello da lui percorso dai freschi 20 anni, quando cominciò a pubblicare nel 28 e poi immediatamente nel 29, fino alla quasi raggiunta condizione di ottuagenario. Momigliano finì poco prima di compiere il 79° anno. E per pochi percorsi di studio della storia si può considerare dominante, come in questo caso che io con voi stasera esamino, un insieme di quesiti di ordine morale ed esistenziale rivisitati e chiariti come appare ora naturale soprattutto negli ultimi anni, in termini espliciti, ma perseguiti con fiducia e capacità di sofferenza personale, con assoluta continuità, e quindi anche negli anni più difficili e duri dell'esilio e della guerra. Tra gli elementi di fierezza
con cui mi sono rapportato sempre all'opera dell'uomo che mi è stato maestro, questo della coerenza e della continuità dell'impegno intellettuale, è stato per certo il primo e anche il più forte. La ricerca da lui condotta a partire dai primi anni 30 sul non immediato terreno della storia degli antichi greci e dei romani, concentrata sui percorsi dell'idea di libertà, sul suo realizzarsi nella storia e sul suo congiungersi con l'ideale di pace, storicamente determinato in forme sempre diverse. Non tutte le condizioni di pace sono assimilabili e non tutte sono paradossalmente positive, è quello che mi ha portato poco più di 10 anni fa, nel mezzo di un difficile dibattito sul senso delle scelte di vita dello storico piemontese, a privilegiare nell'impegno editoriale la ricostruzione del libro mai compiuto su pace e libertà nel mondo antico, cui Momigliano lavorò ininterrottamente durante la guerra. Alla metà più o meno degli anni 90, dopo la pubblicazione in Ateneum della prima uscita dei miei materiali, si è sviluppata in Inghilterra una polemica più che una discussione su una nozione che io considero profondamente impropria, The Politics of Momigliano, nel Times Literary Supplement, prima un articolo e poi una serie di interventi secondo l'uso britannico del dibattito, diciamo, settimana dopo settimana nella rubrica delle lettere, e io ho ritenuto che intervenire a quel livello significasse accettare un terreno improprio e invece di entrare in polemica con gli studiosi anglosassoni che mettevano in discussione l'atteggiamento di Momigliano in relazione al fascismo negli anni 30, ho ritenuto che fosse giusto pubblicare il libro con una introduzione che ho intitolato Uno storico, un testo e un contesto, nella quale do la mia interpretazione di quella vicenda e mi misuro con le opinioni degli altri. Solo più di recente, la pubblicazione del testo cui qui mi riferisco è freschissima in una rivista che si chiama Archivio di Storia della Cultura, solo più di recente sono invece arrivato a una conclusione per me almeno definitiva nel processo di comprensione piena delle ragioni per cui alla uscita dalla guerra il quadro organico delle domande cui lo storico ambiva rispondere, soprattutto le domande riguardo al pensiero politico romano degli oppositori dell'impero, si era frantumato e poi solo con difficoltà si era ricomposto, e come questo soprattutto avesse determinato l'accumularsi di materiali che non avevano trovato la via della pubblicazione. Chi guardi una bibliografia di Momigliano deve avere buona vista e capacità di studio, perché sono molte centinaia, sono più di 700 titoli, items come si dice, rimane colpito dal fatto che fra il 40 e il 45, come è naturale, questa sequenza numerica attenua il numero delle occorrenze. A questo apparente silenzio corrisponde una enorme quantità di testi scritti e non pubblicati, che sono per fortuna conservati nell'archivio, ed è chiarissimo che una parte di questa ricerca era totalmente legata alla risposta che Momigliano cercava al senso della propria esperienza di intellettuale nella condizione di vita sotto la dittatura che era stata sua fino alla decisione di partire per l'Inghilterra alla fine del marzo del 1939. Per riassumere in una formula, lo storico aveva cercato una risposta ai suoi problemi esistenziali
compresi quelli posti dal drammatico presente e dalle sue urgenze, nel terreno elettivo della ricerca sul passato. Voleva capire il problema della libertà, della propria libertà di uomo nell'Italia degli anni 30 e aveva deciso di studiare la libertà dei filosofi stoici sotto l'impero Giulio Claudio. Sul terreno elettivo della ricerca sul passato, in quel lungo periodo i risultati che compaiono nei testi non pubblicati mostrano, se non in evidenza, soprattutto in filigrana, il frutto più intimo di quella tormentosa ricerca. Per accostare questo svolgimento di pensiero nei suoi risultati più evidenti e in quelli più oscuri, ho cercato di misurarmi senza limitazioni disciplinari con la vicenda personale di questo ebreo piemontese, partito da una situazione di compiuta integrazione familiare nella comunità locale, nel bene e nel male, nei primi decenni del secolo breve, del secolo passato, e condotto poi per mano dalla esperienza intellettuale a vedere la necessità di prendere progressivamente le distanze da quelle forme di rapporto con il sentire comune, ivi comprese le questioni della effettiva unità del Paese in tutte le sue componenti, che portarono nell'Italia del periodo 1934-1937 al massimo del consenso tributato al regime fascista, in quello che fu il momento in cui il sentire comune degli italiani esprimeva consenso, al momento cioè della instaurazione dell'impero nel 1936. È bene ricordare come il giovane Momigliano riconducesse nel 1933, in una recensione divenuta poi famosa, che aveva colpito la riflessione di Antonio Gramsci nel carcere, riconducesse la condizione degli ebrei entro lo Stato unitario a quella di una sorta di minoranza geografica o regionale sui generis, eppure assimilabile alle altre appena unificate. Scriveva Momigliano che in fondo per gli ebrei l'unità d'Italia aveva rappresentato quello stesso che aveva rappresentato per i napoletani, i siciliani, quelli che cioè non facevano parte del nucleo intorno al quale si era realizzata l'unificazione. Credo sia ancora giusto ricordare qui il coraggioso lavoro di esplorazione avviato un quarto di secolo fa da un intellettuale di questa comunità locale, da Livio Berardo, che per primo ha permesso di comprendere da quale profonda contraddizione fosse necessario partire, soprattutto dopo che ne abbiamo ricordato la tragica conclusione, introducendo, per comprendere la parabola politica di Riccardo Momigliano, il padre di Arnaldo, patriota, interventista, volontario in guerra, democratico in politica, a un certo momento antigiolittiano per esito di locali conflitti, sindaco per breve periodo nel 1918 fino a qualche mese del 19 e poi fascista con responsabilità di direzione politica nella comunità di Caraglio, che sono documentate fino al 1932. Pare a me che il lavoro in seguito condotto sulla vicenda intellettuale del giovanissimo e poi del giovane Arnaldo a Torino, a Roma e poi di nuovo all'Università di Torino dal trionfale anno 1936, l'anno per lui della vittoria nel concorso di storia romana, un ebreo che vince la cattedra di storia romana a Torino nell'anno dell'impero, fino al marzo del 39, dopo che dall'ottobre dell'anno precedente aveva avuto modo di sperimentare la fine dei suoi diritti civili e la difficoltà della sua stessa
sopravvivenza nella comunità piemontese. Io credo che questo percorso abbia raggiunto un sufficiente livello di chiarezza e ci porti a poter dire, a poter confermare il suo essere, come scrisse, ebreo e non fascista, amico e prossimo intellettualmente di quel nucleo di antifascisti piemontesi come Aldo Garosci, Carlo Dionisotti e Franco Venturi, che furono poi, dopo la resistenza armata in Giustizia e Libertà, i protagonisti della breve stagione del Partito d'Azione. Il terreno dell'impegno di Momigliano non era, né avrebbe potuto essere, questa è espressione di Carlo Dionisotti, quello dell'azione né quello della pratica politica. Il suo terreno era esclusivamente quello della ricerca intellettuale e in un campo, mi riferisco soprattutto agli studi sulla Roma imperiale, esposto alle pressioni del presente. Ripeto qui la frase che ho scritto nel licenziare la traduzione delle lezioni su pace e libertà, dopo aver anche in quella circostanza utilizzato il precedente contributo che illustrava la presa di distanza del giovane Arnaldo dalla comunità ebraica, quella romana, in cui era inserito, se questo separava dalla più vasta comunità nazionale. Io penso, ho scritto, non conosco una riga della sua produzione scientifica dal 1929 al 1939, la parte successiva appare ovviamente fuori discussione, che possa essergli rimproverata come adesione o come accettazione del fascismo, sia nella dimensione dell'ideologia che in quella della pratica politica. Ora, io credo che il lavoro del biografo sia un po' come quello di un pittore che, scelto un soggetto d'elezione, ne lavora e quindi ne dipinge un aspetto ogni volta diverso. Non dirò un particolare, ma un vero elemento, in un modo che meglio gli paia corrispondere al risultato che dall'insieme si attende. Il pittore riproduce ogni volta lo stesso soggetto, ma non dipinge mai lo stesso quadro. Definisco allora a questo punto con maggiore precisione il segmento temporale assai limitato di cui intendo occuparmi in questa occasione, quello che va dal novembre del 1940, mese in cui Momigliano lascia il campo metropolitano britannico dell'isola di Man, in cui poco dopo lo scoppio della guerra, il 10 giugno, era stato internato con altri italiani come l'economista Piero Sraffa e il giornalista Ruggero Orlando, il periodo che va quindi dal novembre del 40 fino alla fine della guerra nel 45. Il primo contatto di iniziativa della BBC, che si dice a conoscenza della disponibilità di Momigliano perché lo storico collabori alle trasmissioni di propaganda in Italia, è del 1° febbraio del 1941. Solo poco più di 2 mesi dopo la liberazione dal campo di internamento e 7 mesi prima che nel settembre egli aderisca al movimento Free Italy, Libera Italia, movimento che era guidato tra altri da Umberto Calosso, Elio Nissim, Paolo e Piero Treves, già tutti sodali dello storico caragliese. La lettera del 1° febbraio 41, firmata da un Martelli, contiene una precisa indicazione tematica per la trasmissione, quella di contrastare l'argomento dei propagandisti dell'asse, dei fascisti e dei nazisti, secondo cui questo, l'asse Roma-Berlino, avrebbe rappresentato gli interessi del proletariato contro la classe capitalistica. A questa richiesta corrisponde con precisione assoluta un testo brillante e caustico in puro stile giornalistico,
conservato senza titolo in un'unica copia dattiloscritta su carta velina, da me ritrovato fortunosamente con numerosi altri manoscritti e dattiloscritti nelle soffitte della casa londinese di Momigliano, 12 anni dopo la sua morte, come ho detto, nel luglio del 1999. Meriterebbe leggere per intero questo come tutti gli altri testi, ma merita certo leggerne l'inizio, che mostra uno stile di scrittura non ancora a noi noto dell'autore. Questo e 3 dei 4 testi che leggerò in seguito sono resi pubblici in questa circostanza per la prima volta. Scriveva Momigliano nel febbraio del 41. Anche Hitler talvolta sa essere commovente. Uno dei suoi motivi più toccanti è la sua difesa delle classi lavoratrici contro i capitalisti. Egli, Hitler, ama le classi lavoratrici, le protegge. Lo ha ancora ripetuto nell'ultimo discorso e naturalmente ha subito fatto eco da Roma la indipendente voce di Ansaldo, un propagandista del regime fascista. Hitler tanto ama e protegge le classi lavoratrici che ha pensato di mettere in custodia tutti i loro capi e molti loro rappresentanti nei campi di concentramento. Così non saranno più contaminati dai capitalisti. Di quei campi di concentramento si stampava in Italia nel 1934, durante l'incidente Dollfuss, l'uccisione del cancelliere austriaco che precedette l'Anschluss, la annessione, l'unificazione dell'Austria alla Germania. Si scrisse che erano campi di tortura, ma era naturalmente una malignità. Il vero è che Hitler vuole tenere al sicuro la classe lavoratrice, come quelle madri tenerissime che non lasciano muovere i loro figlioli. Anche Hitler non lascia parlare, non lascia muovere i diletti suoi lavoratori. Ma l'animo non dura allo scherzo su questo argomento. Se c'è un campo in cui la sciagurata menzogna del fascismo e del nazismo non ha bisogno d'altra confutazione che l'aprire gli occhi, è questo della loro protezione alle classi lavoratrici. Una cosa è chiara e ogni lavoratore la sa in Germania come in Italia: l'avvento del fascismo in Italia e l'avvento del nazismo in Germania hanno segnato la distruzione di ogni movimento in difesa delle classi lavoratrici. Segue una parte che ometto di leggere perché cerco di seguire il trascorrere del tempo mentre vi parlo, in cui viene dettagliatamente descritta la condizione delle organizzazioni operaie e di lavoro, dei loro diritti sindacali prima e dopo il fascismo. La chiusa di questo primo capoverso è: operai e contadini sono in Italia come in Germania senza rappresentanti e quindi senza diritti. Essi ricevono quel che il governo ritiene il minimo indispensabile per tenerli in vita e tranquilli. L'intero arco temporale della collaborazione, dopo questo drammatico inizio, appare testimoniato, oltre che dai testi, i testi sono 31, in molti casi, quando non autografi forniti dell'indicazione del nome dell'autore. Questa indicazione compare in varia forma, o nella forma della sigla dattiloscritta AM, o in una indicazione a matita da parte di chi evidentemente utilizzava questi testi per la effettiva lettura ai microfoni di Radio Londra, ma a documentazione del fatto che queste carte che Momigliano conservava fossero sue nel senso autoriale del termine, ci sono ricevute di pagamento da parte della BBC e un cospicuo numero di lettere, normalmente firmate dal funzionario responsabile delle trasmissioni per l'Italia, il capitano e poi nel corso della guerra maggiore Dennis. Di questi testi, 3 soltanto, scritti nell'estate del 1943, erano compresi nell'inventario delle trasmissioni per l'Italia che Maura Piccioluti Capuoti
aveva raccolto nel 1976 nella collana degli archivi di Stato. Questi 3 testi, quindi, Carlo Ferdinando Russo aveva pubblicati in Belfagor con il titolo di Conversazioni sul nazismo alla fine del 1986. Uno studio preliminare condotto sull'intero insieme documentario permette di stabilire una datazione certa per una parte essenziale, per almeno 2/3 dei 31 testi ora disponibili, e di avanzare congetture sensate per la datazione dei rimanenti. Una considerazione del contenuto per la valutazione dell'apporto personale dell'autore deve tuttavia tenere costantemente presente l'esigenza di corrispondere non soltanto alle precise richieste del committente. La BBC chiedeva a Momigliano di scrivere qualcosa e spesso indicava il titolo sotto cui collocare il contributo, ma anche a minuziose indicazioni generali di carattere politico, battute a macchina su carta velina, che appaiono conservate negli archivi ora pubblici della BBC e per l'anno 1943 almeno sono conservate in copia dattiloscritta anche tra le carte di Momigliano, che le aveva ricevute con l'indicazione, peraltro ripetuta anche nella corrispondenza formale della BBC, di una necessaria sostanziale riservatezza. Cioè tutto questo lavoro non era rubricato sotto la specie del mero lavoro giornalistico o intellettuale, ma era lavoro di guerra e richiedeva particolari condizioni nella sua realizzazione. Un abbozzo di lettera scritta da Momigliano al suo committente, al maggiore Dennis, che è conservato nell'archivio, mostra bene il desiderio dello storico di restare se stesso anche nella scrittura di questi discorsi di guerra. Momigliano risponde a una lettera di critica riguardo alla sostanza dell'argomentazione da parte di chi dirigeva il servizio e afferma di voler dire la verità perché ritiene che la verità abbia valore e accrediti maggiormente questa iniziativa di propaganda. Come è naturale, un effettivo apprezzamento di tutto questo insieme sarà possibile soltanto al momento della pubblicazione, che ho finora rinviato, soprattutto perché ad essa ho connesso l'esigenza di concludere la mia personale riflessione sulla progressiva maturazione dell'antifascismo di Arnaldo Momigliano, tema che non ritengo possa essere trattato superficialmente e senza un lungo e severo approfondimento. Di questi temi, di questo in particolare, mi è accaduto di discutere a lungo con Carlo Dionisotti, l'amico più vicino a Momigliano negli anni di Torino, che ha commentato pubblicamente in uno dei suoi ultimi scritti prima della morte nel febbraio del 98, anzi devo dire che è l'ultimo scritto di Dionisotti uscito quando era ancora vivo, perché quello relativo a Cantimori è uscito subito dopo la morte. Dionisotti aveva commentato pubblicamente proprio l'interpretazione che avevo proposto 2 anni prima nella prefazione a Pace e Libertà nel mondo antico. Nelle parole di Dionisotti c'era ancora la sollecitazione dell'esigenza, anzi dell'urgenza, di un ulteriore approfondimento della ricerca sull'intera delicata materia. Sento per intero la responsabilità intellettuale e anche la responsabilità morale di corrispondere oggi come in futuro a un'attesa, quella di Dionisotti, che non può più tradursi in ascolto né in parole di replica. La circostanza richiede, almeno io lo credo, che sia data ampia espressione al pensiero di Momigliano, così come è pensato e comunicato negli anni della guerra, senza mediazione alcuna. È bene che io faccia parlare lui. Posso farlo soltanto per saggi,
Leggiamo allora la prima parte di un testo letto a Radio Londra, quasi certamente, perché questa è la data della ricevuta, il 16 febbraio del 1943. Testo letto in commemorazione dell'anniversario di Piero Gobetti. Comprenderemo meglio perché nel titolo che qui ho proposto ho introdotto una specificazione regionale del tema della Italia civile. Il 16 febbraio, scriveva Momigliano, il 16 febbraio 1926 moriva esule a Parigi Piero Gobetti, appena 25enne. Qualche tempo prima, in un ordine che fu scoperto e pubblicato in facsimile, Mussolini aveva ordinato alle autorità fasciste di Torino di rendere la vita impossibile a Piero Gobetti. L'onore di una particolare attenzione da parte del Duce era meritato. Piero Gobetti era non solo uno dei più vigorosi critici del fascismo, egli opponeva al fascismo una fede positiva. Egli era un esempio di quella società morale e intellettuale che i gerarchi temono sopra ogni altra cosa. Gobetti si era laureato in lettere all'Università di Torino, aveva passione per la filosofia e la critica d'arte e l'amore per il vecchio Piemonte dove era nato assumeva in lui tono di rievocazione appassionata. Nessuno ha saputo più di Gobetti far rivivere quei piemontesi del buon tempo antico, testardi e magnanimi, tra cui crescevano Alfieri, Massimo d'Azeglio, Cavour, ma in Gobetti filosofia e amore per la tradizione, lungi da farsi accademici, erano forze con cui egli cercava di intendere e di combattere quella grave crisi della vita italiana che si chiama fascismo. Gobetti sapeva che il fascismo non è un fenomeno superficiale della vita italiana, ma è anzi il risultato di talune insufficienze del Risorgimento. Il Risorgimento infatti diede una coscienza politica solo a una piccola minoranza, non educò alla libertà le masse. Perciò, dopo la guerra del 1915-18, che aveva esaurito l'Italia, fu facile organizzare un triste carnevale reazionario e demagogico, ma il rimedio contro il fascismo può essere solo di completare e perfezionare il Risorgimento, conservare la tradizione del Risorgimento italiano e armonizzarla con le esigenze della vita economica moderna e con le rivendicazioni delle classi lavoratrici. Non so naturalmente quale sia la reazione di ciascuno di voi dinanzi a questo testo, tantomeno lo sapevo quando scrivevo queste pagine. Io trovo questa pagina francamente straordinaria. Confesso di essere rimasto in particolare colpito dalla corrispondenza di questa linea di pensiero, è una corrispondenza assoluta, questa linea di pensiero che l'esule piemontese svolge nella propria solitudine oxoniense, una solitudine di privazione e di miseria, stabilisce con quella a lui ovviamente ignota e che appena pochi anni prima Antonio Gramsci aveva finito di svolgere nella propria solitudine carceraria, arrivando a farne il nucleo centrale della propria riflessione sulla crisi italiana e sulla sua possibilità di superamento. La seconda parte di questo breve testo, che ora leggerò, contiene in un tratto un accenno che a me pare inequivoco, a un moto giovanile di difesa liberale. Questo è il titolo che Momigliano citava nel documento che sto per ricordare, che è un testo per molti versi problematico, costituito dalla dichiarazione che Momigliano rilasciò nell'ottobre del 40 al comandante del campo di internamento dell'isola di Manna, dichiarazione che io ho pubblicato integralmente nel 2000 nei rendiconti dell'Accademia dei Lincei, dichiarazione sulla quale un intellettuale che gode di grande fama si permise su un
quotidiano della nostra Repubblica di fare dell'ironia, dicendo che quello non era il vero Momigliano. Il vero Momigliano era quello che aveva chiesto nel 1938 la discriminazione. Riferiva a una iniziativa guidata nel 1926 a Torino da Aldo Garosci, compagno di università e amico fraterno del giovane Arnaldo per tutta la vita. Al comandante del campo di internamento Momigliano dichiarava: io ho raggiunto, mi sono unito nel 1926 alla iniziativa clandestina di difesa liberale guidata da Aldo Garosci. 26 è l'anno primo della vita universitaria di Arnaldo Momigliano. Leggo il testo dal quale io ricavo questo elemento di conferma al dato biografico, testo che è continuazione di quello la cui lettura ho appena interrotto. Per questo, scrive Momigliano nel 1941, Gobetti soleva dire in una forma apparentemente paradossale che l'Italia non ha mai avuto, ma deve ancora fare, la sua vera rivoluzione. La rivoluzione liberale. Rivoluzione liberale fu il motto di Gobetti e rivoluzione liberale fu il titolo del periodico che egli ricominciò a pubblicare nel febbraio 1922. Chi è stato giovane 20 anni or sono ricorda la lieta sorpresa e l'entusiasmo suscitati dall'apparizione di questo giornale che parlava della tradizione liberale italiana con tanta novità e freschezza. Scriveva allora Gobetti: l'abolizione della lotta politica nell'esaltata unanimità delle folle è un regresso evidente, perché non si possono elaborare idee politiche quando gli uomini che le pensano sono soffocati. D'altra parte, il fallimento desolante di tutti i partiti attuali sembra proporre con allarmante urgenza la necessità di rifarsi ai principi. La cultura politica e la lotta politica nel mondo moderno ha una sua premessa necessaria nella libertà. Aggiungo per mia parte, è giusto fermarsi un momento in questa lettura per sottolineare come questi richiami, l'ultima parola che ho pronunciato, libertà, siano assolutamente contemporanei alla ricerca condotta sull'idea di libertà nel mondo antico e come tra le due dimensioni, quella della riflessione e della propaganda politica e quella dello studio storico dell'idea di libertà tra il passato e il presente, l'interazione sia continua. Ma riprendo la lettura. Nel 1924 Gobetti riassumeva le sue idee politiche con grande limpidezza e vigoria in un volume egualmente intitolato Rivoluzione liberale, che deve essere letto ancora oggi. Intanto egli approfondiva la storia del Risorgimento, o in alcuni studi raccolti nel volume Risorgimento degli eroi. Sentiva il dovere di studiare la rivoluzione russa e i suoi presupposti nel volume Paradosso dello spirito russo e dava giustamente grande importanza ai problemi della scuola che il fascismo stava per soffocare. Il regime di terrore instaurato da Mussolini dopo l'assassinio Matteotti venne presto a troncare l'attività di Gobetti e la speranza che egli potesse sviluppare il suo movimento in un partito di giovani liberali italiani. Ma il valore del suo insegnamento non è perduto dopo circa 20 anni. Questi 20 anni sono stati di tragica decadenza per l'Italia e hanno confermato solo l'esattezza della diagnosi di Gobetti, che bisogna ritornare ai principi del Risorgimento, che bisogna attuare in pieno la rivoluzione liberale iniziata ma non compiuta del Risorgimento. Il problema allora posto da Gobetti di conciliare la libertà politica con il rinnovamento sociale è oggi non solo più un problema italiano, ma un problema mondiale. Ed è interessante osservare come in Inghilterra oggi viene discusso su linee che sono molto affini a quelle di Gobetti. Perciò
Commemorare Piero Gobetti non è solo rendere omaggio alla memoria di una delle più nobili delle giovani vite che il fascismo ha stroncato. Commemorare Piero Gobetti è oggi ricordare ai giovani d'Italia che uno di loro, 20 anni or sono, trovò la risposta dei giovani alla falsa giovinezza del fascismo. L'insegnamento di Gobetti, italiano e liberale, non ha perso il suo valore ancora oggi. Fine della citazione. La tematica del ritorno al risorgimento, che è naturalmente una delle premesse alla resistenza armata. Il testo che io ho letto è del 41 e la preparazione, diciamo, del retroterra culturale del movimento armato del 43 ha richiesto molto tempo, ma c'è evidentemente chi ha capito immediatamente su che cosa bisognava lavorare. Compare esplicitamente nel titolo di un testo che è probabilmente della primavera del 43 e svolge senza limitazioni regionali la tematica del rapporto tra patrimonio culturale e valori necessari al riscatto dell'Italia. Leggo il paragrafo iniziale del testo che Momigliano intitolò Ritorno al risorgimento. C'è oggi in Italia, tra i giovani più pensosi, una profonda nostalgia del risorgimento, un ritorno a quegli uomini, a quegli ideali da cui il fascismo aveva tentato di staccare le nuove generazioni. Quali bisogni, quali sentimenti guidino questo ritorno non è facile dire in ogni caso, ma tuttavia ci pare certo che 4 fondamentali aspirazioni oggi orientino la mente dei giovani contro il fascismo verso il risorgimento. Anzitutto, gli animi sono stanchi della vuota retorica di coloro che predicano la fede senza averla e insegnano il sacrificio mentre si impinguano le tasche. La semplicità austera degli uomini del risorgimento, che dicevano quel che sentivano e facevano quel che dicevano e vivevano e morivano poveri, ci porta in un altro mondo di fede schietta, di onestà intellettuale, ma la retorica clamorosa del fascismo è poi accompagnata da altrettanto clamorosi fallimenti nel campo pratico, disastri militari, asservimento economico-politico e di nuovo è ovvio il contrasto con quegli uomini la cui fede era creativa, con quegli uomini che trovarono un'Italia in pezzi e la lasciarono unificata e forte, mentre il fascismo trovò un'Italia unificata e forte e la sta mettendo in pezzi. Come non sentire la grandezza di quei politici d'Azeglio, Cavour, Ricasoli, Spaventa, che servirono l'Italia con la passione degli animi religiosi e la semplicità dei galantuomini? Come non paragonare l'arguta umanità del gran tessitore Camillo di Cavour con il cinismo repellente del cosiddetto duce, il Mussolini? La critica al fascismo, questo è il mio commento, ne sottolinea non solo le debolezze morali, ma anche i tratti nazionalistici e soprattutto quelli totalitari. Scrive a conclusione di questo testo: in terzo luogo, nel fascismo la forza è vagheggiata in se stessa e perciò si trasforma in violenza. Nessuna attività che non sia politica è apprezzata e perciò lo Stato, la bestia immane, divora gli individui e le loro anime. Ogni vera religione, ogni vera arte, ogni disinteressata attività scientifica inaridisce, anche quando non è direttamente perseguitata. Fino alla vita familiare è intaccata. Ma nel risorgimento, in cui pure c'era tanto da fare per creare lo Stato italiano, lo Stato fu tenuto strettamente nei suoi limiti e la vita si svolse rigogliosa e completa, come in pochi altri felici periodi della storia d'Italia e in verità della storia del mondo. Quella stessa grandezza morale che guidò l'azione di Mazzini, Garibaldi, Cavour
riempì le melodie di Bellini e di Verdi, animò la nuova poesia da Alfieri a Foscolo, a Leopardi, a Manzoni, a Carducci, ispirò scienziati, filosofi, educatori, santi come Grazie a Dio Ascoli, Rosmini, Aporti, Don Bosco, diede nuovo fervore alla riforma agraria, alla iniziativa industriale, alle nascenti società operaie. Infine, mentre il fascismo combina la volgarità del nazionalismo estremo con la servilità verso il padrone tedesco, il Risorgimento fu nello stesso tempo inflessibile nella dignità nazionale e fervido del più squisito sentimento umano. Gli uomini del Risorgimento vollero libertà per tutte le nazioni, non solo per l'Italia. Aborrirono da ogni discriminazione religiosa o razzista, riconobbero la civiltà umana come una e indivisibile. Perciò Mazzini, Cavour e Garibaldi furono salutati come costruttori non solo di un'Italia nuova, ma di una nuova umanità. Se questo ritorno verso il Risorgimento prenderà consistenza, se esso non rimarrà puro vagheggiamento sentimentale, l'Italia avrà superato la sua crisi più grave, la crisi morale. Una tematica che appare costante in questi testi è quella che connette l'Italia immediatamente alla dimensione europea per sottrarla alla identificazione per l'affinità e l'alleanza dei due regimi e dei due stati con la Germania nazista. Aggiungo una ultima citazione, l'ultimo testo che vi leggo, una citazione tratta dal primo capoverso di una delle 3 conversazioni sul nazismo che è dell'agosto del 43, è successiva cioè alla caduta di Mussolini il 25 luglio. Comprenderete la ragione ascoltando questo testo. Quello che è avvenuto in Germania e di riflesso in Europa negli ultimi 20 anni costituisce uno dei più straordinari fenomeni della storia umana. Un popolo che un secolo prima aveva dato all'umanità talune delle parole più nobili, più umane, la parola di Kant, di Goethe, di Beethoven, fu a poco pervaso da un'ebbrezza collettiva, dimentico del suo passato, dimentico dell'esistenza di un'Europa civile intorno a sé. Questo popolo incominciò a vaneggiare sulla purezza del proprio sangue e sulla propria qualità di razza dominatrice. Questo popolo, che era già famoso per la profondità dei suoi filosofi e l'esattezza dei suoi scienziati, diede ascolto a un piccolo pseudo profeta isterico che si ubriacava d'odio e raccontava le fole più assurde, che ogni libro di testo per scuole elementari era sufficiente a contraddire. Che la patria di Goethe abbia potuto prendere sul serio Adolfo Hitler rimane il grande paradosso del nostro tempo. Ma non meno straordinaria era la fortuna del nazismo fuori dalla Germania. Si sarebbe dovuto aspettare che un movimento che proclamava senza ambiguità il diritto del biondo tedesco alla dominazione sopra le brune razze inferiori sarebbe stato accolto dal disprezzo o dalla risata universale. Di fatto invece il nazismo raccolse seguito dovunque il fascismo aveva seminato. Si ebbe il risultato finale che il nazismo assorbì in ogni paese il fascismo. Testimone l'Italia, dove il fascismo, partito della esaltazione del genio della stirpe italica e da altri complimenti a se stessa, finì più modestamente ma anche più concretamente per accettare il protettorato tedesco e adottare le leggi razziste. Ho finito l'ultima citazione. Io sono certo che voi avrete notato nella terza proposizione di questo paragrafo il ricorrere improvviso della locuzione, siamo nel 43, Europa civile. Credo vada rubricato nel contesto immediato di questa riflessione con giusta emozione. Nei mesi in cui nasce la Resistenza
che prenderà forza di movimento militare, minoritario certamente, ma decisivo per il riscatto dell'Italia e non solo per il riscatto morale, il lavoratore intellettuale che studiava quotidianamente fatti e pensieri degli uomini del passato si avviava a concepire pensieri di avvenire con i quali avrebbe accompagnato lo sforzo di chi si batteva sul campo fino alla fine della guerra. La collaborazione di Momigliano alla BBC continua per tutto il 1944 e si allenta soltanto dopo l'aprile del 1945. Muta radicalmente di contenuto, proponendosi di contribuire alla conoscenza dei costumi intellettuali inglesi da parte degli italiani, fino ad interrompersi alla fine dell'anno 1945 con un testo pieno di pensieri sul miglioramento dei processi educativi nella nuova situazione di pace, con un testo dal titolo inquietante, Studi classici e bombe atomiche. C'è un'ultima considerazione che io intendo svolgere, senza che per questo essa sia intesa come conclusione della mia esposizione. Una proposta di riflessione come quella che ho indicato introducendo deve restare e vuole restare aperta se vuole essere efficace. Il mio sarà, secondo un titolo famoso di Arnaldo Momigliano, un epilogo e conterrà soprattutto domande. A mia notizia, Arnaldo Momigliano non si è in vita mai espresso pubblicamente sul significato di questa sua esperienza di autore di testi radiofonici. 2 mesi dopo la sua morte, quando Belfagor pubblicò le 3 conversazioni sul nazismo, Carlo Ferdinando Russo ebbe la delicatezza di citare verbatim, parola per parola, quello che Momigliano gli aveva risposto in una lettera dell'ottobre dell'anno precedente, nell'86. Scriveva Momigliano: francamente non ricordo il preciso contenuto dei miei interventi trasmessi da Radio Londra durante la guerra. Ho l'impressione di averne scritti parecchi negli anni 42-44 e il comico è che guadagnai la reputazione di un analista particolarmente acuto perché li scrivevo a Oxford senza informazioni tranne quelle del Times, mentre c'era la BBC di Londra una banda di specialisti con accesso a informazioni riservate. Sono parole in cui è possibile apprezzare l'understatement, la presa di distacco emotivo, prima ancora della modestia, che è anzi un po' corretta dall'ironia finale del confronto. Io immagino gli occhi di Momigliano mentre pensava alla banda di specialisti con accesso a informazioni riservate che erano suoi conoscenti, alcuni da un tempo molto lungo, e vedo quegli occhi brillare di una malizia che molti hanno conosciuto. Ma c'è un pensiero di maggior sostanza che corregge e precisa questo primo. Pochi anni prima dell'86, 5 per l'esattezza, Momigliano aveva replicato con un vigore fino allora mai praticato e a noi non conosciuto, non noto, a un accenno incauto che un filologo, ora assurdo a fama universale, aveva avanzato su sue presunte minori debolezze nel rapporto con il regime fascista sul diretto terreno intellettuale. Anni prima, quasi 2 decenni, nel 1965, in un testo che è impossibile rileggere senza turbamento, aveva chiarito, replicando a Piero Treves, come la propria riconoscenza verso un intellettuale tedesco dai cui studi molto aveva appreso aveva limiti segnati da 2 fatti, scrisse, uno personale e uno generale. Cito: il fatto personale è che in conseguenza dell'attività del partito a cui il Berve, Helmut Berve, lo storico della Grecia antica, apparteneva, mio padre, mia madre, 2 zii e 3 giovani primi cugini, una delle quali con una figlioletta di pochi mesi, furono uccisi nelle camere a gas di Auschwitz.
per non andare al di là della mia stretta cerchia familiare, e per non parlare di coloro che sono sopravvissuti portando indelebili nel corpo e nell'animo le loro sofferenze. Il fatto generale è che la ribellione del ghetto di Varsavia rappresenta per gli uomini civili uno di quegli avvenimenti come la battaglia di Maratona e la presa della Bastiglia, da cui non si può tornare indietro. La rivolta eroica di una esigua minoranza sprezzata, soffocata, torturata senza speranza contro coloro che, come il professor Berve, teorizzavano la superiorità dei torturatori. La seconda Masada non cadrà. Masada è la fortezza del deserto del Negev, dove finì la resistenza ebraica ai Romani. La seconda Masada non cadrà, ha scritto un poeta ebreo del nostro tempo. Mai comunque lo storico di cui noi stasera abbiamo celebrato il centenario ha sentito la necessità o ha considerato l'opportunità di ricordare il particolare contributo di pensiero che aveva dato nella sola forma a lui possibile nei lunghi anni del buio della guerra. Riteneva, io credo a ragione, di non aver bisogno di chiarire con un esempio di impegno civile praticato il senso generale che stimava intrinseco all'opera sua. Sono certo, tuttavia, che quando tutti i testi dei contributi letti a Radio Londra saranno pubblicati, non solo aggiungeranno un anello importante alla catena della memoria, ma faranno ben chiaro uno dei contributi che un intellettuale italiano, espressione elevata del Piemonte civile di cui ho detto, ha dato non soltanto alla conoscenza, ma anche alla difesa e allo sviluppo della civiltà degli uomini tutti. Vi ringrazio. Ritengo che dobbiamo essere grati al professor Riccardo Di Donato per questa commemorazione. Prima di tutto perché ha voluto riservare a Caraglio questa comunicazione di alcuni testi delle trasmissioni da Radio Londra che sono inediti, quindi per la prima volta noi li abbiamo sentiti, e poi perché ha avuto la delicatezza e la sensibilità di metterci a parte di questo suo percorso personale di studio del maestro, che va ben al di là del riflesso delle cose imparate da un maestro, ma è la ricerca di un dialogo che continua anche al di là della conclusione fisica, biologica dell'esistenza. E mi pare di aver colto nel suo intervento questo bisogno anche di continuare questo dialogo che si sta delineando in una vera e propria biografia intellettuale, come lui stesso ha ricordato, e di cui credo che gli dobbiamo essere molto grati, anche perché la conoscenza di una persona non è mai definitiva e non è mai possibile restando solo ai dati della esteriorità di quello che è stata la figura pubblica di questa persona. Quindi nuovamente grazie. Si potrà avere una copia della conferenza dei professori? Si potrà, non subito, ma si potrà. Grazie.
pare che questa conversazione sia stata proprio oltre di una ricchezza che non sono neanche riuscita bene a capire del tutto, ma di una attualità sconvolgente. Grazie. Non so se è giusto. Così. Attualità sconvolgente anche in un certo senso di un po' di fiducia dopo le tribolazioni. Vorrei chiedere una cosa, fra le tante cose fra la tanta carne che ha messo al fuoco, c'è un punto che mi piacerebbe sapere se si può un pochino sviluppare. A un certo punto lei ha parlato di una risposta di Momigliano a delle critiche a proposito dei suoi interventi a Radio Londra, guidata da quello che mi sembra che anche l'anno scorso fosse venuto fuori, cioè questo suo amore per la verità. Si riesce a capire qual era, diciamo, l'oggetto di questa critica e perché lui rivendica questa... Non vorrei aver generato con la mia espressione volutamente misurata confusione. Se lei si riferisce, professore, alla frase che io ho appena pronunciato, quella che è nella parte conclusiva di questo testo. No, diciamo, all'inizio, a un certo punto, se non ho capito male io, diceva di una risposta che lui dà ad una critica che gli viene fatta. Ecco, questa è relativa alla pubblicazione, io sarò esplicito, presso Einaudi del libro di Luciano Canfora, L'ideologia del classicismo, in cui, voglio dire, a Momigliano era dedicata veramente un pizzicotto a proposito di due recensioni di argomento relativo alle origini di Roma, alla fondazione di Roma, che maliziosamente veniva sottolineato non erano state indicate nella bibliografia momiglianea apparsa nel quarto dei contributi, in cui lo stesso contesto si accusava Gaetano De Santis esplicitamente di razzismo e si accusava Felix Jacobi cioè un intellettuale tedesco ebreo immigrato in Inghilterra, di avere sostanzialmente accettato il regime nazista fin tanto che era rimasto in Germania. A questo replicò violentemente Momigliano in una dura recensione apparsa nella rivista storica italiana e immediatamente ristampata nel contributo che uscì dopo il 1981, che deve essere il sesto o il settimo della serie dei contributi. Riguardo a Radio Londra, Momigliano non si è mai espresso pubblicamente in vita, né qualcuno ha mai potuto chiedergli conto di come abbia partecipato a quell'esperienza, perché la lettera che io ho citato è stata pubblicata post mortem e la lettera è una lettera privata mandata a Carlo Ferdinando Russo, che oltre a essere il direttore di Belfagor, una rivista di cultura e varia umanità, ed essere un professore emerito di letteratura greca, è il figlio di Luigi Russo, cioè di uno dei grandi intellettuali della generazione, è curioso questo fatto, precedente quella di Momigliano, quindi con una condizione di familiarità assoluta. Io sono rimasto colpito, se poi la domanda vuole, come mi pare, accrescere l'informazione riguardo all'episodio intellettuale di cui stasera ho dato notizia e ho comunicato anche alcuni aspetti di sostanza, dal fatto che Momigliano avesse per puro caso conservato tutto. Con ogni probabilità, se queste carte fossero rimaste nella casa, avrebbero subito quel processo di triage, di selezione finale che ha portato all'eliminazione evidente
di moltissimo materiale, mentre sono state dimenticate, lo raccontavo, in un luogo praticamente inaccessibile all'anziano cardiopatico degli ultimi 10 anni, che è stato Arnaldo Momigliano. Non sarebbe mai salito nella soffitta, sul tetto del condominio, e soprattutto non avrebbe mai potuto fare il percorso di guerra per raggiungere quel box in cui c'era un baule in cui c'erano tutte queste carte mescolate alla rinfusa, quindi ci sono arrivate per caso, ed è un peccato, perché francamente queste carte, conosciute per intero 11 anni prima, avrebbero permesso un approfondimento dello studio dei pensieri di Momigliano negli anni della guerra. Sto parlando di quello che io ho dovuto fare senza averle, per cercare di capire attraverso una strada più difficile. Lei capisce che leggere quello che Momigliano pensava di Seneca per capire quello che pensava di se stesso rispetto non agli imperatori romani ma a Mussolini è meno limpido che non leggere la prosa che vi ho proposto stasera, in cui si parla in un italiano straordinario e si dicono le cose come si sono pensate. Professor Boella, io ringrazio moltissimo lei per l'onore che ci ha fatto con la sua presenza. Grazie mille. Buonasera. Arrivederla, la signora. Buonasera. 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 Se qualcuno ha curiosità, per carità. Ma curiosità, io vorrei esprimere soltanto una, più che recupero di fiducia, una molta preoccupazione. Nel discorso in commemorazione di Gobetti si fa riferimento esplicitamente all'importanza della scuola, mi sembra di ricordare. Assolutamente, assolutamente. La mia impressione oggi è che non stiamo molto bene, e questo è collegato direttamente alla conoscenza. La conoscenza, che è una conoscenza storica, che dovrebbe essere fatta prima di tutto dagli insegnanti su se stessi, prima di poterla trasmettere a una comunità di giovani. Mi sembra molto preoccupante questo, se adattiamo i discorsi che abbiamo sentito oggi alla realtà di oggi. Ma io, signora, replico in questo modo. Io sono oramai un anziano insegnante, diciamo così, e sono un insegnante che ha tra i propri doveri quello di formare gli insegnanti della scuola. Insegno nell'Università di Pisa i 3 livelli del processo formativo universitario, ma insegno anche nella scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti, quella che ha la sigla SIS e che ci affanna molto per il suo destino, che appare segnato, perché non si capisce bene cosa ne verrà dopo. Io non ho nessuna, parto da un'analisi che forse è ancora più severa della sua sullo stato effettivo dell'insegnamento ad ogni livello, medio, medio superiore e universitario, e comincerei addirittura dal livello primario, dove sono stati commessi con ogni probabilità degli errori tecnici, proprio didattici, pedagogici, nella attenuazione della parte normativa dei processi formativi, che ha comportato un indebolimento dell'idea di conoscenza che lei giustamente afferma come valore. Però ritengo che piuttosto che guardarci con dolore o con preoccupazione intorno, noi dobbiamo fare con severità e con rigore il nostro dovere ogni mattina, diciamo così. Questo è l'insegnamento che viene, non semplicemente da queste pagine, ma anche da quelle assai meno gradevoli della lettura del giornale che lei avrà fatto come ciascuno di noi stamattina. Noi abbiamo il dovere, e il nostro dovere è quello di formare giovani che sappiano capire la realtà. Noi
non parliamo a Radio Londra né a nessuna radio, non facciamo propaganda, noi dobbiamo insegnare a leggere la realtà. Questo si può e si deve fare parlando bene, con competenza e con serietà delle cose che sono nostre, diciamo così. Tra i motivi della mia gratitudine nei confronti di chi ha organizzato questa serata è che, avendomi fatto venire fin qui, stamattina mi ha fatto parlare un'ora e mezza agli studenti del liceo, ai 90 studenti delle terze liceo del Silvio Pellico, cosa che ho fatto molto volentieri, non aspettandomi da loro assolutamente niente che non fosse quello che mi hanno dato con un livello di educazione, mi auguro sostanziale, perché quella formale era ineccepibile, di cui sono loro gratissimo. Mi hanno ascoltato, sapevo che non mi avrebbero fatto domande perché faccio questo mestiere da troppi anni per farmi delle illusioni, ma una illusione mi faccio, che ciascuno di loro una delle tante cose che ho cercato di dire l'avrà presa in minima considerazione e ci avrà pensato sopra, così come tutti noi stasera stiamo riflettendo. Non tanto io mi considero il medium, ma il messaggio non è quello che io vi ho trasmesso, il messaggio è quello che un uomo che non c'è più da 20 anni ha lanciato più di 60 anni fa, in una condizione in cui sperare nel 41, signora, era assai più difficile che non sperare ora. Scrivere quella pagina lì il 16 febbraio del 1941 con le bombe che cadevano su Londra, con la Germania che sembrava avere vinto la guerra, accidenti se era difficile. Io voglio vedere la faccia poi di quelli che hanno rimproverato quest'uomo di non aver fatto una chiara scelta di campo e di non, quando queste carte saranno pubbliche, dove dovranno andarsi a nascondere, forse dietro i loro papini. Lo devi dire tu, io sono. Sì. Grazie ancora a tutti della presenza, di aver seguito e con noi ricordato questa sera Arnaldo Momigliano.